Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parlerò quelli del sacco a pelo, quelli del Schlafsack, che è praticamente quel piccolo lettino da campeggio che uno si porta a forma di sacco. Ma prima di iniziare, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Canale del Tubo, al canale del Tubo del Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi di Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 il Degario e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Siamo già a più di 170 e se venite vi mettiamo giù il tappeto rosso. In più vi ricordo che mi farebbe piacere se mettete qualche commento sotto qui nel canale del Tubo. Bene, iniziamo un po' a parlare di questi del Schlafsack, del sacco a pelo, e la prendo un po' alla lontana. Quando ero giovane io non guardavo spesso la TV, ma ogni tanto guardavo qualche trasmissione di intrattenimento e mi ricordo che quando portavano questi ospiti a parlare magari di un omicidio o di una rapina, insomma di qualcosa di pesante, questi arrivavano e continuavano a dire la loro filippica. Cambiavo canale, cambiavo giorno e mi ritrovavo sempre questi soggetti qua che continuavano a perpetuare la loro filippica come un mantra. Alla fine io mi sono reso conto, anche se ero giovane, che questi in fondo non volevano trovare la soluzione, ma volevano solo perpetuare il loro mantra che gli avevano ordinato di, in un certo senso, seminare, quindi fare un bel lavaggio cerebrale alle persone e avanti e dritta. Non volevano trovare soluzione, ma solamente mantenere vivo il problema. Poi col tempo il vostro Marietto e anche la società è cambiata e questi personaggi hanno perso un po' la loro, come si dice, importanza, perché in un certo senso sono stati scavalcati dai social e quindi questi perpetuatori di favole in un certo senso ci sono sempre, vengono sempre chiamati, hanno sempre il sacco pelo proprio perché praticamente dormono nello studio, ma praticamente hanno perso un po' di importanza. Però cosa è successo? A loro volta ne sono nati altri, un altro stile, un altro perpetuatore di favole che li troviamo sui social. Purtroppo oggi nei social troviamo tantissime persone che usano tantissime strategie per in un certo senso perpetuare questo discorso. Se prima si parlava solamente di soggetti pericolosi, adesso si parla di patatine, topolini o pisellini, no? E allora vediamo questi perpetuatori del loro mantra che continuano a dire le stesse cose con gli stessi metodi, con parole diverse. Qualche tempo fa ascoltavo una bravissima tipa che spiegava certe cose, usava termini inglesi, guardo cosa vuol dire quel termine inglese, e praticamente stava parlando di patatina e topolino o pisellino. Guardo qualche giorno dopo ancora un altro termine inglese, diceva le stesse cose ma con un altro nome. Insomma, se la guardi 5 volte e ricontinua a dire le stesse cose, gli cambia, la zuppa è sempre lo stesso, cambia i nomi ma la storia è sempre la stessa, e praticamente continuano a perpetuare i problemi del narcisista e i problemi della vittima. Ma la cosa è molto semplice: noi siamo una qualità di esseri umana che vuole perpetuare la propria specie. Qualche decennio fa magari c'era qualche epidemia che ranzava, l'economia era più bassa, la gente era più povera, viveva più poco e praticamente uno si sposava e viveva con la stessa anima vicino, anche se non era quella gemella, per un lunghissimo tempo. Oggigiorno invece c'è un po' di mercato, diciamo, e molte volte se non ti va più bene un paio di scarpe la cambi, e che siamo arrivati allo stesso livello. Qui poi sul tubo ci sono di quei predicatori che le vendono di tutti i tipi di modelli per cambiare, no? Cioè ti spiegano come fare attirare, come fare conquistare, come fare fregare, insomma, se ne sente di tutti e di più di queste tecniche. Ma il problema di base è che c'è il cacciatore, il narcisista, e praticamente la preda, no? E la cosa difficile da capire è che la preda nel narcisista proietta se stessa. Cioè il narcisista nella realtà non gliene frega nulla di chi ha con lui. Quindi tutte quelle persone che contattano gli esoteristi per far tornare a sé un narcisista, quel esoterista che non gli dice come stanno le cose fa due danni. Prima di tutto fa un danno che non gli spiega che deve cercare l'anima gemella a quella persona, e il secondo, se vede che il tipo
è un narcisista, è inutile, perché è vero che la persona magari è innamorata, ma fondamentalmente è innamorata della proiezione che questa persona ha fatto dentro il narcisista, perché il narcisista, essendo anche un'anima giovane, di sentimenti proprio non ne ha, si deve fare il suo cammino e vivere la sua vita. Quindi è inutile cercare di fare d'agide su persone che sono praticamente dei sassi, cioè praticamente quelli lì ragazzi vi vendono il vostro pacchetto o chiavi in mano, perché ve l'ho già spiegato, non si può un coniglio mettergli una molla in fondo schiena e pensare che diventi un canguro. Quindi quando voi andate da un esoterista è vero che ve lo può far tornare, ma quando ve lo fa tornare, se è un coniglio, anche se gli mettete una molla in fondo schiena, non diventa un canguro. Quindi io non voglio essere quello del Schlafsack o del, come si dice, sacco pelo che continua a perpetuare la stessa, come si dice, la stessa favola. Però voglio dirvi che è meglio che quando andate da un esoterista, come ne ho sentito uno mesi fa, no? una signora insomma distrutta, era innamorata di questo narcisista e non vedeva com'era, e ha dato a questo narcisista 2000 euro. Poi appena fatto il primo rito, durava un mese, dice c'è un blocco, altri 1800. Questa ha pagato 3800 euro per un pacco, capite? È vero che è innamorata, ma è innamorata di se stessa, che ha visto dentro il narcisista se stessa, perché il narcisista è solamente uno specchio, riesce a, come si dice, farvi vedere quello che non esiste. Bene cari amici, questa è una piccola pillola per spiegarvi quelli che sono i personaggi del sacco pelo, quelli che praticamente ai miei tempi vivevano dentro i studi TV, praticamente cambiavi il canale, il giorno dopo era lì, cambiavi il canale, il giorno dopo era un'altra trasmissione concorrente, c'era sempre lui, e diciamo che questi qui vivono dentro gli studi praticamente, magari erano psicologi, psichiatri, ma vivevano di ego. Bene cari amici, il vostro Marietto vi consiglia di non andare da quelli che hanno il sacco pelo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!